ci sentiamo in balia completamente di questi ladri che sembrano entrare senza nessun problema, perché appunto vicini, ci domandiamo quando toccherà a noi e quindi insomma viviamo purtroppo sempre con questa ansia. La notizia della rapina in casa subita dal medico Fraioli e dalla sua compagna per i residenti di via Ronzinella è la classica goccia che fa traboccare il vaso. Oltre a portare la loro solidarietà alle vittime dell'assalto della scorsa notte, raccontano di come ultimamente la zona sia sempre più in balia dei ladri. Addirittura di pomeriggio sono entrati in un giardino e poi sono andati in un'altra parte verso le 6, 6 e mezza così. C'era la gente dentro? Con la gente dentro e anche lei era un bambino, dopo sono balzati, dicevano 3 persone di notte, 3 persone che di notte poi hanno fatto tutto il giro. C'è chi decide, come questa signora che abita da sola, di barricarsi in casa per paura di subire le intrusioni dei malintenzionati. Addirittura chiudo tutte le porte delle camere a chiave. Così dico, se entrano, poi trovano la difficoltà, entrano nelle camere, ma io le chiudo per fuori. I residenti di via Ronzinella sono all'esasperazione e chiedono più sicurezza. Il dato di fatto è che ormai, nemmeno durante il giorno, si può rimanere tranquilli. I carabinieri passassero anche di notte, più spesso sarebbe un deterrente sicuramente. Invece siamo la balia di tutti. Poi quando magari anche si passano parola, queste bande si passano parola che si può entrare facilmente, perché succede di solito, una volta succedeva intorno alle 2 alle 3 di notte, adesso succede anche in pieno giorno.